Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Si è cacciato mentre stava camminando in strada Udine, nella zona sud della città, e ha perso i sensi. Immediata la chiamata di aiuto da parte delle persone che erano con lui in quel momento e immediato l'intervento dell'equipaggio arrivato in ambulanza dal vicino nosocomio. Subito dopo è giunta anche l'auto medica. All'arrivo dell'equipaggio l'uomo è stato colto da arresto cardiocircolatorio. La vittima del grave malore, 80 anni, è stata rianimata e trasportata successivamente all'ospedale di Udine, dove purtroppo è deceduta. Il 27 settembre scorso, durante i consueti controlli di frontiera effettuati sui passeggeri in ingresso in territorio nazionale, il personale dell'ufficio di polizia di frontiera marittima e aerea del Trieste Airport di Ronchi dei Legionari ha tratto in arresto ai fini estradizionali un cittadino di nazionalità indiana, MI, le sue iniziali, di 76 anni, sbarcato dal volo proveniente da Londra. Sull'uomo pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica Federale della Nigeria per aver commesso i reati di truffa e falsificazione, per i quali la legge nigeriana prevede una pena massima di 14 anni di reclusione. Al termine degli atti di rito, l'indiano è stato associato presso la casa circondariale di Gorizia, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. La Barcolana, oltre che essere una delle manifestazioni veliche più belle del mondo, si pone come un'occasione per parlare di tematiche inerenti al mare che si traducono in opportunità per il territorio. Uno dei settori strategici di tal senso è quello portuale, ma c'è anche l'aspetto della sostenibilità, su cui la regione Friuli Venezia Giulia punta fortemente investendo su fonti energetiche alternative. Con queste parole l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, ha portato il saluto istituzionale questa mattina a Trieste all'apertura dell'ultima giornata del Barcolana Sea Summit. La sessione odierna è dedicata a tecnologie, ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia del mare e alla salvaguardia ambientale del Golfo di Trieste. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.